Di nuovo in diretta da studio, cambiamo fondale perché parliamo con la CGIL di tutta una serie di problematiche, spazio riservato al sindacato e a due temi in particolare oggi col nostro ospite, che saluto e ringrazio, Vigilio Biscaro, che conoscete già bene, segretario generale dello SPI di Treviso, una delle insomma, figure storiche della CGIL trevigiana, vero Vigilio? Ma non per darti del maturo, assolutamente, ma con una bella memoria storica anche per ricordare i fatti già precedenti e per guardare al futuro anche, perché c'è grande comunque voglia di ottimismo, non magari ottimismo, ma guardiamo ai temi anche che ci aspettano con fiducia, no? Vigilio, ne parlavamo prima di iniziare la diretta. Allora, cercheremo di snocciolare un po' la questione referendaria, perché la CGIL è grande sostenitrice naturalmente di questo appuntamento 8-9 giugno con una chiamata alle urne per tutta una serie di motivi di cui parleremo tra pochissimo, e poi naturalmente tema caro al sindacato e in particolare allo SPI, anche quello delle case di riposo, perché abbiamo visto che purtroppo la situazione non è affatto rosea. Allora, Biscaro, cominciamo magari appunto dal referendum. Vediamo, grazie alla regia, questa schermata che dice: il voto è la nostra rivolta, parlando di lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza e democrazia. Perché? Sì, grazie, perché io faccio parte di quella generazione che crede ancora nei valori democratici della nostra Costituzione democratica e antifascista, perché io faccio parte di quelle persone che guardano al futuro con ottimismo. Alla domanda precisa spero di averti risposto. Perché? Perché noi, anche se siamo anziani, io sono anziano, troviamo quasi quotidianamente persone che in Italia potrebbero dare di più, ma viene loro impedito da un sistema purtroppo ingessato. E mi riferisco generalmente proprio a quei sottotitoli che voi avete prodotto, perché sul lavoro bisogna essere assolutamente precisi nel come lo si interpreta e nel come viene difeso. Referendum. Allora, io faccio una piccola premessa non storica, perché io non sono assolutamente presuntuoso, però prima parlavo della Costituzione e secondo me bisogna dire chiaramente come il nostro sistema democratico funziona, continua a funzionare, perché in realtà riesce a funzionare proprio perché c'è un bilanciamento, e cioè ci sono dei pesi e contrappesi fra i tre poteri principali che abbiamo in Italia. Ricordiamolo sempre, la Costituzione italiana è una Costituzione democratica, io ci aggiungo antifascista, visto il periodo che stiamo attraversando anche a livello più generale, e che ha il potere legislativo, il potere giudiziario e il governativo, e cioè il governo. Se questi tre ambiti non mantengono il loro valore, e cioè anche il loro limite, il rischio è che questo sistema sia un sistema che inceppa. Ho fatto questa premessa perché noi normalmente, quando parliamo di voto, parliamo del voto amministrativo, del voto politico, e perciò gli italiani e le italiane vengono chiamate a votare una persona che sarà delegata da loro a fare determinate cose. In politica normalmente ad applicare il programma politico per il quale un partito, un senatore, un deputato, un consigliere comunale, un consigliere regionale ha preso i voti. Ecco, perciò potremmo parlare di una democrazia delegata.
i nostri padri costituenti, lo dico con sorriso perché è giusto essere così, dirlo così, hanno posto un freno a questo sistema, e che è il referendum. Una situazione magari che non a tutti i cittadini o a una parte dei cittadini non va bene, si raccolgono delle firme, la Corte Costituzionale verifica se la norma che viene abrogata o che viene chiesto di essere abrogata, oppure invece che venga confermata. Se la Corte Costituzionale dice sì, ok, questo referendum si può fare, succede questo, che i cittadini maggiorenni vanno al voto e loro sì decidono in persona, cioè decidono individualmente, rispondendo sì o rispondendo no a un quesito, se il referendum per il quale sono state raccolte migliaia e migliaia di firme va ad aggiungere una norma o a togliere una norma. Questi 5 referendum sono stati promossi in parte dalla CGIL, 4 che sono quelli del lavoro, i nostri referendum, e un quinto sul quale la CGIL ha aderito immediatamente, che è quello sulla cittadinanza. Referendum in Italia, per chi ha la mia età, io ho cominciato a votare con il primo referendum nel 74, che era quello sul divorzio. E prima c'è stata una legge nel 70, ecco, hanno raccolto firme la parte, diciamo, conservatrice dell'Italia e siamo andati al referendum. Quel referendum là l'abbiamo stravinto. Perché? Perché i cittadini italiani avevano capito che dal punto di vista civile e civico 2 persone, se non riescono più a stare insieme, è giusto che divorzino. Perciò adesso io mi ricordo il 74, ma poi ne abbiamo fatti tanti altri. Questo significa che i cittadini italiani con il referendum non delegano nessuno, ma loro stessi decidono, in base al quesito referendario, se abrogarlo oppure se tenerlo in vita. Nel referendum abbiamo stoppato chi voleva togliere questo diritto civile. In questi 5 referendum sono invece abrogativi, e cioè abbiamo 5 quesiti, adesso andremo a verificarli tutti, per i quali noi chiediamo a tutti i cittadini italiani, perciò non solo a chi la pensa come noi, a tutti i cittadini italiani di verificare se quelle norme, se quei 5 quesiti possono avere una risposta positiva o negativa. Ripeto, 4 si riferiscono al lavoro e un quinto, che è probabilmente quello che raccoglie tutti i cittadini, lavoratori e non lavoratori, pensionati e non pensionati, che è sulla cittadinanza. Se volessimo andiamo avanti. Andiamo avanti con il primo, ecco. Stop ai licenziamenti illegittimi. Tra l'altro, Vigilio, credo sia d'obbligo in questa giornata, si parla anche di sicurezza nel lavoro. C'è stato in Veneto l'ennesimo morto sul lavoro questa mattina. Siamo in provincia di Verona, Trevenzuolo, con un operaio che è rimasto folgorato nell'incendio del macchinario su cui stava lavorando, per cui davvero per ribadire che è un tema di drammatica urgenza. Ma andiamo con ordine e partiamo allora dal primo, poi ne riparleremo. Sì, allora il primo quesito referendario riguarda i licenziamenti illegittimi. Vigilio, chiedo scusa perché vedo che c'è una telefonata, vediamo di cosa si tratta. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno a lei e al suo ospite. Chi è? Da dove chiama? Mi scusi. Io mi chiamo Francesco, chiamo dalla provincia di Padova, mi scusi. Allora, sentivo il suo ospite della CGIL spiegare, diciamo, al di là del merito, ma parlava dei referendum, della bontà dei quesiti referendari, della bontà dei referendum in sé stanti e della valenza che ha questo strumento perché i cittadini possano esprimersi.
Ricordo a me stesso che in Svizzera, che è la patria dei referendum, dove i referendum non sono solo abrogativi, ma sono anche consultivi e il popolo veramente è sovrano, diciamo, in Svizzera si va a fare il referendum e si tiene conto del risultato per qualsiasi cosa. La domanda che voglio fare al suo ospite è questa. Io sono andato a votare l'ultimo referendum, non me ne voglia il suo ospite, quello sull'autonomia del popolo veneto, del Veneto e del suo popolo. Previsto dalla Costituzione italiana. Quando il suo ospite richiama la Costituzione e padri costituenti, ricordo a me stesso che la Costituzione italiana modificata nel 2001 prevede forme di autonomia, quindi non è un atto eversivo, è un atto costituzionalmente previsto e garantito. Allora siamo andati a votare 8 anni fa e 8 anni che stanno disattendendo. Non entro nel merito perché non è il caso, ma la domanda è questa, insomma, come si può fidarsi ed andare a votare i referendum quando questi referendum sull'agricoltura, eccetera, eccetera, me ne viene in mente qualcuno, vengono continuamente disattesi o buttati in disparte. La ringrazio e ascolto per TV il suo ospite. Grazie Francesco. Grazie anche da parte mia Francesco, perché gran parte del suo ragionamento io lo condivido, però c'è una inesattezza, mi lasci passare questo termine. Noi non abbiamo fatto una richiesta di referendum nei 5 che riguarda l'autonomia differenziata, perché quella legge lì, Calderoli, è stata modificata da interventi della Corte Costituzionale, perciò adesso vedremo, Francesco, che cosa succederà con una nuova normativa, tant'è vero che la Corte Costituzionale lo ha tolto quel referendum là, quel quesito lì. Perciò noi siamo proprio nella situazione che lei prima, come posso dire, delineava, cioè sulla Svizzera. Bene, noi con questi 5 referendum chiediamo di abrogare, in questo caso, 5 norme di 5 come posso dire, situazioni sul lavoro e di una situazione generale per i quali, se il responso sarà positivo, e cioè come noi ci auguriamo ci saranno 5 sì, determinate norme che adesso velocemente insomma andremo a spiegare saranno tolte e i lavoratori dipendenti da un lato e i cittadini stranieri che oggi sono in Italia potranno avere dei diritti migliori di quelli che oggi hanno. Perciò io la ringrazio e sicuramente ci vedremo, non fisicamente, ma ci vedremo, spero, ai seggi, perché, come lei ha sottolineato, il voto è assolutamente un diritto, ma secondo me è anche un dovere civico. In effetti lei ha ricordato come in un paese qui vicino a noi, in Svizzera, vengono accolti i referendum. Perciò, tornando a bomba, il primo referendum è quello sui licenziamenti illegittimi, un po' è anche il secondo, però sono due norme diverse. Allora, con il primo referendum noi intendiamo abrogare le norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi. Nella slide è molto sintetizzato questo concetto qui e non è giusto che io faccia la storia di tutte le norme, perché sennò stiamo qua un'ora. Allora, oggi nelle aziende con più di 15 dipendenti, perciò nelle grandi aziende, medie aziende e piccole aziende, quelle con più di 16 dipendenti, o per meglio dire da 16 dipendenti in su, se io vengo licenziato non ho più il diritto al reintegro. Se vengo licenziato, ripeto, illegittimamente, ho in pratica
quello che è andato sotto la norma col Job Act, delle tutele crescenti, e perciò tutti quelli che sono stati assunti dal 7 marzo del 2015 non si prevede più per loro, in caso di un licenziamento illegittimo, il reintegro. Perché io e probabilmente anche l'ascoltatore che prima ha telefonato siamo figli dello Statuto dei lavoratori, e perciò anni 70, lì negli anni 70 l'articolo 18 regnava ancora sovrano, e perciò se io venivo licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, immediatamente venivo reintegrato, oppure c'era un'altra scelta ma era in capo al lavoratore. Oggi invece il lavoratore viene licenziato illegittimamente e questa norma impedisce il suo reintegro. Se rispondiamo sì a questo quesito, immediatamente il giorno dopo i lavoratori e le lavoratrici potranno essere reintegrate nel loro posto di lavoro. Si tratta, mal contati, di oltre 3 milioni di lavoratori e di lavoratrici che oggi si trovano in questa situazione. In pratica si trovano in questa situazione tutti quelli che sono stati assunti dal 7 marzo del 2015. È una cosa semplice. Io capisco che ci sono delle come posso dire, legittime interpretazioni delle norme che sono state fatte in questi anni, ma io che provengo proprio da quegli anni là non ho mai visto licenziamenti senza giusta causa, perché appunto c'era il pericolo del reintegro immediato, pagando tutte le conseguenze in capo all'azienda. Perciò è semplice: vogliamo noi dare a questi lavoratori e a queste lavoratrici il diritto al reintegro se vengono licenziati legittimamente? Credo che anche gli anziani su questi quesiti qui e su questo in primis risponderanno di sì. La CGIL ha raccolto le firme ed è perché si risponda di sì. Perciò un invito ad andare ancora alle urne. Se poi passiamo al secondo... eccolo qua. Eccolo là. Qui si tratta invece delle tutele per i lavoratori e le lavoratrici nelle piccole aziende. Che cosa dice il quesito? Abroghiamo, se rispondiamo di sì, quelle norme che consentono oggi a licenziare sempre illegittimamente, come nel primo quesito, i dipendenti delle piccole aziende, per i quali ci sono delle leggi, ma non voglio tediarvi su questo, che come posso dire, sanciscono, ecco, delle tutele per questi lavoratori e queste lavoratrici. Però se sono state fatte delle norme che limitano l'indennizzo, ecco un'altra parola. Prima parlavo del reintegro, adesso parlo di indennizzo. Nelle piccolissime aziende da 15 in meno non c'è più il reintegro in caso di licenziamento illegittimo, però c'è un indennizzo. Bene, la norma dice, quella esistente, che l'indennizzo vale come 6 mensilità. Siccome ci sono state delle sentenze della Corte Costituzionale, perché sono stati fatti tanti ricorsi su questo e perciò tante liti giudiziali, bene, se noi abroghiamo questa norma, il giorno dopo, nel caso di licenziamento illegittimo, sarà il giudice del lavoro, non sarà più la norma che ti dice ti do 6 mensilità e trovati un altro posto di lavoro, ma sarà il giudice del lavoro che verificherà la solidità dell'azienda, la situazione della persona, la situazione della famiglia, e perciò quelle 6 mensilità potrebbero diventare il doppio, il triplo, lo deciderà il giudice. Perciò rimaniamo sempre nel diritto del lavoro, però togliamo una norma per la quale i lavoratori di aziende di 5, 6, 10 dipendenti, se vengono licenziati illegittimamente, non possono più riavere il loro posto di lavoro, ma anche un indennizzo piccolo. Noi invece, abrogando questa norma qui, diamo in mano, lo ripeto perché è giusto ripetere questi concetti, al giudice del lavoro stabilire quant'è l'indennizzo.
C'è un'altra telefonata, Vigilio, sentiamo. Prego. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Stavo seguendo la diretta e io mi sono trovato licenziato tramite raccomandata per giusta causa, in quanto mi sono assentato dal lavoro, ho avvisato verbalmente ma non ho inviato un'email. L'email che avvisava che mi assentavo per una malattia di una persona a me cara. Mi è arrivata, vabbè, mi hanno avvisato, chiamato in ufficio quando sono rientrato, abbiamo discusso di questo, si è messo tutto a tacere, dopo 20 giorni è arrivata la raccomandata che non ho fatto tempo a ritirare perché gli orari di lavoro non combaciano con quelli della posta, l'ho ritirata dopo 15 giorni, ho continuato a lavorare scoprendo di essere stato licenziato 20 giorni prima. Lei... Sono andato dal sindacato, ma il sindacato mi ha fatto fare un colloquio con l'avvocato e tutto quanto, però sono finiti i tempi che erano di 60 giorni e ho perso il posto di lavoro. Non posso dirle altro che sì, questa è la norma. Se non si ricevono le raccomandate con ricevuta di ritorno entro, adesso probabilmente saranno anche 15 giorni, per la legge è come se lei le avesse ricevute. Se invece lei avesse... Io ho continuato a lavorare senza sapere niente e quei giorni lì non sono stati retribuiti. A voce, sai, posso... Mi sente? Come si chiama? Sì, la sento. Come si chiama lei? Bianchinesi. Io ho continuato a lavorare per 15 giorni senza retribuzione praticamente. Cioè non potevo stare neanche all'interno dell'azienda, a mio avviso. No. Allora, se lei ha ricevuto e nella raccomandata probabilmente c'era anche la contestazione di addebito, si chiama così, in base sempre allo Statuto dei lavoratori, una contestazione per un'assenza ingiustificata. Secondo me lei ha fatto l'errore a non farsi tutelare immediatamente da un sindacato, perché se ha ricevuto una contestazione e questa lei non l'ha ricevuta dalla posta, per legge, perché ci sono anche delle persone che vengono sicuramente informate di questo e magari fanno apposta a lasciare lì la raccomandata perché così pensano di essere nel giusto. No, a me dispiace che lei sia stato licenziato in questo modo, però se lei non riceve la contestazione, da quello che ho capito lei ha fatto anche un colloquio con la dirigenza, col datore di lavoro, non so, con chi, col consulente, ecco. Le cose vanno fatte formalmente perché magari lei poteva giustamente, come ci ha riferito, trovare la giustificazione, ci mancherebbe altro, c'era una malattia, se non ho capito male, di un suo caro, e lei si sarebbe giustificato. Io mi sono assentato dal lavoro per questo giorno perché c'era sta roba qua, e magari lei ha anche avvisato un caporeparto o un responsabile. È stato avvisato il caporeparto tramite WhatsApp, tenuto sempre in costante. Siccome è un lavoro particolare, io gli davo delle direttive al capo reparto sui lavori che stavo procedendo. Immagino. Tutta la settimana, tutto il tempo che sono stato assente. Ecco, l'unica cosa che doveva fare era seguire formalmente la contestazione. Perché tante volte, questa è l'esperienza di un ex sindacalista, tante volte le aziende, magari non è proprio il caso suo, le aziende utilizzano questi mezzucci per disfarsi delle persone. Magari non è proprio il suo caso perché mi pare di aver capito che fa anche un lavoro particolare. Però le ripeto, e voglio ripeterlo per tutti, quando noi riceviamo una contestazione, la contestazione primo deve essere formale, perciò carta canta e villan dorme, come si dice dalle mie parti, sì. e poi entro 5 giorni dal ricevimento di questa contestazione fare la cosiddetta audizione a difesa, cioè portare le giustificazioni. Normalmente, e io mi auguro che tutte le lavoratrici e i lavoratori che sono all'ascolto lo facciano, assistiti da un sindacalista. Perché purtroppo ci sono dei tecnicismi, e nel caso suo è proprio perfetto, si fanno delle contestazioni, i lavoratori perché pensano di aver dato la giustificazione al capo reparto non vanno a ritirare nulla dalla posta e poi succedono queste cose.
Ecco, quindi... Ho capito, però io mi sono rivolto al sindacato e ho fatto tutte queste cose. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è ritirare la raccomandata, per il semplice motivo che la raccomandata o stai a casa o vai in posta a ritirarla. Lavorando lontano sono riuscito ad andare il primo sabato utile che avevo libero. Quindi sì, è giusto, come dice lei, che anche dorme, eccetera, eccetera. No. Però più di così, se mi mandavano un'email, una PEC, visto che si sono lamentati che io non ho mandato l'email per giustificare e ho comunicato tramite WhatsApp, penso che ce l'avevo già in diretta. Sì. L'email è istantanea, la raccomandata arriva quando arriva in Italia. Ho capito. Allora, sempre per questioni di esperienza e non di norma o di legge, queste cose qui, cioè le audizioni di difesa, si fanno in presenza, perché se tu scrivi una cosa che magari è sbagliata, la scrivi così, e magari è sbagliata rispetto alla contestazione che hai ricevuto, rischi poi di avere il provvedimento disciplinare conseguente. Perciò a me dispiace che sia finita così per lei, però questa è una norma e questo mi fa dire una volta di più che nel momento in cui ci sono norme che stridono con dei diritti, queste norme qua per la CGIL vanno abolite, come quella del referendum numero 2 rispetto alle piccole aziende. Allora Biscaro, la fermo un attimo, dobbiamo andare in pubblicità qualche minuto e poi ripartiamo dal terzo quesito. Pubblicità. Va bene. Ben ritrovati di nuovo in diretta con lo spazio di approfondimento dedicato ai temi sindacali. Qui con me Vigilio Biscaro, segretario generale dello SPI-CGIL di Treviso. Stiamo parlando di referendum e snocciolando quelli che sono i quesiti che il sindacato sostiene, Biscaro. Siamo al terzo e stiamo parlando di diritti ovviamente dei lavoratori. Certo, il terzo quesito riguarda il lavoro precario. E sul lavoro precario potremo qui aprire una discussione perché al di là di quello che viene narrato dal governo con tanti occupati in più rispetto agli anni scorsi, la questione è presto sfatata. Se noi abbiamo tanti occupati in più, ma non abbiamo, bisogna guardarli i dati bene, ma non sappiamo benissimo se questi sono contratti a full time oppure a part time, a giornata oppure a termine, e questo terzo quesito parla dei contratti a termine, noi diamo l'impressione che siamo in una botte di ferro rispetto agli occupati e in realtà questo non è, ma questo è un ragionamento che potremo fare un'altra volta. Che cosa dice il terzo quesito del terzo referendum? Abroghiamo le norme che hanno liberalizzato l'utilizzo del lavoro a termine. Il contratto a termine di per sé è un contratto che ha un inizio e una fine e non c'è discussione su questo. Però via via i contratti nazionali e le norme, l'ultima del ministro Calderone dell'attuale governo, è una cosa che secondo noi è sbagliatissima. A cosa si riferisce questo referendum? Si riferisce alla normativa per la quale se un'azienda assume un dipendente per una durata inferiore a 12 mesi, non serve che nell'assunzione, nel contratto, sia scritta la causa, per meglio dire la motivazione per la quale il datore di lavoro assume la persona. E voi capite benissimo che anziché fare 12 mesi ne faccio 11, 11 e mezzo, poi rimango a casa un po', poi ritorno a lavorare a termine e poi rimango a casa e poi ritorno a lavorare a termine, e quando noi parliamo da anni del lavoro precario, ecco, questo è un quesito che va incontro invece alla stabilizzazione dei contratti a termine, quelli precari. Togliendo questa norma, e cioè rispondendo sì al terzo quesito, noi aboliamo
questa norma e ritorniamo nella legislazione e nella normativa precedente, dove invece c'è l'obbligo di mettere la causale, dove, da sindacalista o ex sindacalista se volete, devo dirlo, dove le RSU, i delegati e i sindacati possono mettere mano e dire, verificare, ma è vero che serve un contratto a termine oppure non serve, assumilo a tempo indeterminato, tanto per capirci. Rispondendo sì, diamo una mano a tutto questo settore di lavoro precario che finora vive e vegeta nel nostro paese. Poi il quarto, eccolo qua. Così stiamo il quarto è una cosa che prima tu ricordavi. Si tratta della sicurezza sul posto del lavoro. Allora, noi abbiamo nel tempo avuto una normativa che via via ha peggiorato i diritti dei lavoratori dipendenti. Questo referendum, il quarto, intende abrogare quelle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, e ne abbiamo visti purtroppo, la responsabilità dell'impresa appaltante. Diciamola in termini più chiari. Io do un lavoro a un'azienda, questa azienda lo appalta ad un'altra azienda che lo appalta ad un'altra azienda. Ecco, vogliamo che ritorni in auge la responsabilità, la chiamiamo così, la responsabilità solidale del committente. Perciò se non risponde l'ultima azienda rispetto all'infortunio, all'indennizzo dell'infortunio sul lavoro, risponde la prima, e perciò io che appalto un lavoro devo prima assolutamente verificare se l'azienda che fa il lavoro al posto mio è un'azienda sicura, certo, ben piantata, con una, come posso dire, una finanza a posto, perché i cosiddetti danni differenziali, qua bisogna essere chiarissimi, che non vengono liquidati dall'INAIL, l'Istituto di Assicurazione per fortuna obbligatorio in Italia contro gli infortuni sul lavoro, bene, l'INAIL mi liquida il danno, ma quello differenziale, perché il danno potrebbe essere stato anche molto superiore anche a livello psicologico, non solo fisico. Ecco, in questa situazione attuale di normativa vigente, la responsabilità solidale del primo committente non c'è. Ecco, se rispondiamo sì a questo terzo, chiedo scusa, a questo quarto quesito, noi diamo assolutamente più tutela ai lavoratori che subiscono infortuni nel loro lavoro, insomma. Anche perché appunto ne abbiamo viste queste catene, no? Che poi, da cui poi non si capisce più come ricostruire la responsabilità. Certo, io qui amo ripetere un accordo che è stato fatto unitariamente in un settore dove gli infortuni sul lavoro sono tanti, sono tantissimi e a volte sono anche mortali. L'edilizia. Nell'edilizia c'era un accordo che questa norma purtroppo ha sollevato, per la quale la responsabilità solidale c'era. Ma se questa responsabilità solidale a livello contrattuale siamo riusciti a concordarla nel settore dove gli infortuni sul lavoro sono maggiori, sì, perché togliere questa solidarietà qua? C'è stata una norma che è stata fatta, diciamo, negli anni, e l'ultimo governo ci ha messo anche la ciliegina sulla torta, come si dice, rispondendo sì, ritorniamo a dare un diritto ai lavoratori che subiscono infortuni. Andiamo a vedere l'ultimo allora. Sì, l'ultimo, c'è qualcuno che anche, immagino, in queste latitudini può pensare che il diritto alla cittadinanza sia una cosa così superata, non serve e via discorrendo. La CGIL ha aderito con forza a questo quinto referendum, anche se non l'ha
non l'ha proposto lei, perché ai cittadini italiani chiediamo di rispondere a una domanda semplicissima. Oggi la norma dice che per fare domanda di cittadinanza italiana, un lavoratore straniero, uno straniero che viene qui in Italia, deve avere 10 anni di residenza legale certificata. Perciò deve stare in Italia per 10 anni. Con questo quesito dimezziamo gli anni, facendoli diventare 5, cosa che c'è già nei paesi europei, Germania e Francia in primis. Però con questo referendum noi diamo un diritto a migliaia di persone, sono circa 2 milioni, che vivono, lavorano, pagano le tasse, pagano i contributi per la pensione, ma per esempio non possono votare. Ma per esempio i figli di questi che sono nelle nostre scuole e che studiano con i nostri figli, per me con i nostri nipoti, diciamo, questi non possono fare le gite scolastiche, per esempio, perché per uscire dal paese è impossibile. Perciò questo quesito viene incontro a tutta quella fascia di, secondo me, cittadini già di fatto italiani che dovrebbero invece avere un tempo molto ridotto per avere diritto alla cittadinanza. E qui faccio una chiosa. Per avere diritto alla cittadinanza italiana, oltre a essere in regola, ci mancherebbe altro, no? Come ho detto prima, passano degli anni, perché io faccio la richiesta e passano dai 3 ai 5 anni per avere risposta. Voi immaginate cosa succede e cosa succederà se non poniamo freno a questa, secondo me, ingiustizia, perché stiamo parlando di cittadini, cittadine, lavoratori e lavoratrici che sono venuti in Italia, che lavorano e che sono, come dicevo prima, in regola con tutte le norme per avere la cittadinanza italiana, e invece devono aspettare 10 anni. E se posso dirla tutta, noi non siamo d'accordo che il diritto di cittadinanza avvenga, e qui parlo per me, non tiro dentro Maurizio Landini, non tiro dentro la CGIL, eccetera, così facilmente a chi magari è nipote o pronipote dell'italiano che è andato in Argentina o che è andato in Venezuela, e solo per questa ragione qua lui può fare la domanda di cittadinanza ed averla. È meglio che la diamo a tutti quelli che sono qua in Italia tranquillamente prima di fare queste cose qua. Non possono aspettare 15 anni per avere la cittadinanza i lavoratori e le lavoratrici che vengono qua in Italia. Ecco, questi sono i 5 quesiti referendari per i quali la CGIL si sta già muovendo. Noi il 12 di aprile a livello nazionale lanceremo, si dice così, lanceremo la campagna elettorale, e a livello territoriale già stiamo formando dei comitati per poter poi informare la gente nei mercati, davanti all'ospedale, eccetera, eccetera, e per avere anche magari dei dibattiti, perché non è mica detto che tutti la pensino come il sottoscritto o come la CGIL rispetto ai 4 quesiti. L'importante però è che noi capiamo, e questo è proprio un dovere civico, noi capiamo quanto è importante il voto all'interno di un referendum, perché è l'unico strumento di democrazia diretta che abbiamo in Italia. Lo dicevo in premessa e lo dico adesso, ma non perché noi amiamo alla follia tutto quello che succede con i referendum, perché stiamo parlando di diritti che oggi sono negati, e che se invece i referendum andassero a buon fine, perciò andassero a votare 25 milioni di italiani l'8 e il 9 giugno, la risposta io credo sarà assolutamente positiva, avremo conquistato un altro passettino verso una società italiana più, come posso dire, più civile.
Senta, ma allora qua si va a votare 8-9 giugno, quindi tra poco più di 2 mesi, campagna appunto elettorale, chiamiamola così, ma c'è anche una data piuttosto spostata in avanti, no? Siamo anche abituati ultimamente a votare appunto a giugno, l'abbiamo fatto diverse volte, però è sempre anche quello un pochino, no? a penalizzare l'affluenza al voto. Noi pensavamo che con i comitati dei referendum il ministro dell'Interno ci desse una risposta positiva, che non c'è stata. In effetti ci fanno votare dopo le amministrative, perché l'8 e il 9 giugno si va a votare nei comuni con più di 15.000 abitanti. Noi avremmo preferito farlo un po' prima. In una tornata in cui sono state rinviate le elezioni l'anno prossimo. In una tornata elettorale che era la prima, a fine maggio, insomma, e non invece per utilizzare ragionamenti che sono più politici che partitici, assistere a questo gioco anche qui nel Veneto, dove per legge dovremmo andare a votare questo autunno, e invece stanno ragionando di spostare più in là le elezioni amministrative. Bene, io sono convinto che comunque i cittadini e le cittadine, sicuramente i lavoratori e le lavoratrici, ma anche i cittadini, anche gli anziani come me, che nelle assemblee che abbiamo fatto, lo devo dire a gran voce, ne abbiamo fatto già 89 in provincia di Treviso, in quasi tutti i comuni, e noi siamo pensionati. Bene, durante la discussione rispetto ai referendum, abbiamo parlato anche di tante altre cose, ma rispetto ai referendum, tanti erano basiti. Ma hanno tolto questi diritti? Io sono stato assunto con l'articolo 18, ma come mai? Questa è la politica, signori, e a volte succede che le norme, anziché essere migliorative, siano peggiorative. Per questo io insisto, è una questione di democrazia diretta. Andate a votare assolutamente, votate anche no, perché uno può anche essere il contrario, c'è mica il problema. Però bisogna andare a votare, perché se no hanno ragione quelli che continuano a dire che la politica è una politica sporca, magari hanno anche ragione in certi versi, che la politica sovrasta i cittadini, andare a votare o non andare a votare è la stessa cosa. No, signori, con i referendum sono io che decido, non decide un deputato o un senatore, sono io che decido. Se la mia idea è sì, voto sì, se la mia idea è invece di mantenere le norme, voto no. Questo vorrei che si capisce fino in fondo, e ringrazio voi di questa ospitalità, perché non è mica semplice far capire alle persone che in fondo è vero che la politica, l'ho detto prima, non piace più tanto, ma che le persone hanno dei diritti costituzionalmente previsti, e questo è l'unico che abbiamo di democrazia diretta, lo dirò fino alla fine. Quindi la posizione della CGIL non è neanche tanto difficile ricordarsi, no? Il vostro invito, 5 sì su 5 quesiti. 5 sì, in effetti dal 12 aprile i nostri volantini, i nostri slogan, eccetera, nei mass media, eccetera, sarà sempre 5 sì, punto. Quindi sì. 5 sì. E prevedete una campagna battente allora? Credo proprio di sì, Devo dire che l'informazione pubblica finora latita, nel senso che i promotori dei 5 referendum si sono rivolti anche alla RAI, ma ancora la porta non è aperta, è socchiusa. Io mi auguro che, come si è fatto anche negli altri anni con gli altri referendum, e non voglio ritornare ai referendum di cui parlavamo prima, si riesca a far sì che su tavole rotonde ci siano dei confronti tranquilli, ma che la popolazione italiana capisca che non hanno mai ragione quelli che ci dicono, perché non sono d'accordo con un referendum, andate al mare. Noi non siamo d'accordo su questa roba qua. Andate ad esercitare il vostro diritto al voto e votate secondo coscienza, ci mancherebbe altro. Sì, se sei d'accordo, e no, se non sei d'accordo. Perciò questo è
un ulteriore appello che io faccio, vi ringrazio di questo, perché questi 5 referendum potrebbero iniziare a cambiare il Paese. Grazie, allora grazie a Vigilio Biscaro, segretario generale dello SPI CGIL di Treviso. Abbiamo raccontato in maniera esauriente questi quesiti. Di case di riposo parleremo allora la prossima volta, ma ci sarà occasione perché è un altro tema caldissimo. Sì. Però ci ha anche annunciato l'inizio dal 12 di aprile di questa campagna, per cui vedremo se monterà via via anche l'interesse verso queste tematiche che, come lei dice, poi quando le si spiega alla gente resta anche perplessa, certo, no? Che ci sia ancora da discutere su certe cose. Posso dire una cosa? Sì, velocemente che abbiamo finito il tempo. Velocissimamente, se no Silvia Bresolin mi picchia quando torno in sede, che è la mia collega in segreteria. Lo dico a tutti i cittadini e cittadine. Dal 1° aprile, da ieri, i certificati di esenzione per reddito, che sono permanenti, scadono ogni anno. E perciò dal 1° aprile, ieri, queste persone devono rivolgersi o al distretto sanitario o presso gli sportelli straordinari che l'ULSS ha messo a disposizione per appunto fare la richiesta, e naturalmente i nostri uffici sono aperti per dare qualsiasi risposta e anche un utilizzo e anche un aiuto per l'utilizzo degli SPID, con lo SPID o la carta elettronica di identità, certo, eccetera. Perché non allarmiamoci, perché questo significa che non tutti gli enti si comportano correttamente. Non potevano mandare una lettera, non potevano venire qua a dire signori guardate è diventata un po' una prassi negli anni, no? Quella del cittadino non informato, non informato, e perciò qui ci sono tanti cittadini che hanno l'esenzione dal ticket e che dal 1° aprile dovranno fare ancora e che rischiano se no di dover pagare, altrimenti pagano il ticket. Quindi attenzione, no, è stato bravissimo, perché sennò era giusto il caso di dirlo. Allora chiudiamo, grazie alla CGIL, grazie a Vigilio Biscaro, grazie in regia ad Alessandro Granzera e Mattia Pizzaia. Vi ricordo dopo di noi il film, come sempre il cinema, La regola del gioco, un thriller con Andy Garcia, Jeremy Renner e molti altri protagonisti. Grazie a voi per averci seguito, il rimando è ai telegiornali di questa sera, un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.